Bentrovate cari amiche e cari amici di FVG da scoprire. Sentite che macchina silenziosa, ibrida, ma la proviamo un'altra volta. Questa volta faremo comunque una puntata un po' particolare. Vi porterò a vedere le bellezze del Friuli da scoprire, il Friuli Venezia Giulia da scoprire dall'alto, dall'elicottero, nella zona di Fagagna, San Daniele, Moruzzo. Vedete che spettacolo. Poi impareremo alcuni segreti del golf, ma vi regalerò anche una grande anteprima, quella della Ferrari Roma, anteprima che ho seguito, non in Friuli Venezia Giulia, ovviamente a Modena, e vi farò vedere i primi dettagli di una macchina che prima o poi proveremo anche noi. Buona visione! Bentrovati cari amici e cari amiche di FVG da scoprire, una puntata un po' speciale. Oggi vogliamo sopra il Friuli, ai colli orientali e le zone moreniche. Andiamo a farci un giro. Vi do un gadget così vi fa compagnia durante il volo. Questo vedete che siamo coccolati già prima di partire. Eccolo qua. Una puntata un po' speciale con la civetta. Racconteremo quello che succede sopra al Golf Club di Fagagna e andremo anche a farci un giro sulla superficie di Osobio. Poi vi racconteremo delle cose magari in volo e vedremo delle situazioni, dei panorami interessanti. Dopo.
Bentrovati cari amici e cari amiche di FVG da scoprire, Gabriele Rualdi, appassionato di ambiente, natura, motori, volo, tutto quello che piace anche a noi, vela soprattutto, golf, anche perché della barcolana possiamo parlare anche di vittorie. Golf, cos'è il golf oggi in Friuli? Poi mi pare che una realtà importante sta crescendo. Beh, certo, noi rappresentiamo un po' una punta di diamante, nel senso che con tutte queste nostre promozioni cerchiamo di far conoscere il golf il più possibile, e soprattutto magari anche al sesso femminile, che è ancora poco presente in questo sport, in cui invece la donna può avvicinarsi senza troppa fatica. È ideale anche per il corpo femminile questo tipo di sport. Quindi sarà una nostra attività nei prossimi anni nel convincere l'altra metà del mondo ad avvicinarsi a questo sport. Vedo che è una realtà dinamica ma molto aperta al pubblico, si sta allargando anche la platea dei golfisti, anche dei curiosi, degli appassionati che vengono qua. Per esempio oggi si gioca uno sport particolare legato al golf ma anche al calcio. Al foot golf. Il foot golf è un gioco praticato coi piedi anziché con i ferri del mestiere del golf. Per avvicinare, diciamo, gli ex giocatori di calcio. Ha molto successo in Germania, nel nord Europa, è stato introdotto in Italia 7-8 anni fa. Noi rappresentiamo il campo di punta di questo golf, utilizzano metà del campo che noi abbiamo a disposizione, hanno fatto dei campionati molto importanti europei, credo anche a livello mondiale, e oggi è un esempio. Ci sono 110 giocatori, Anche donne che si sfidano in questo sport. È un'alternativa al golf, diciamo, che apre ad altri soggetti l'utilizzo di questo campo. Villa Verde, Fagagna, Villa Verde, quindi anche benessere, è stato ampliato di recente, è stato abbellito e potenziato anche il centro wellness che abbiamo là nella nostra Il centro wellness vuol dire benessere, è un posto dove il massaggio, la piscina, le cure del proprio corpo, la palestra è un bel complemento all'attività sportiva, che può essere fatto prima, durante e dopo l'attività sportiva. Per me è piacevolissimo alla fine della giornata, alle 5 del pomeriggio, che sono imbrunisse, e poi andare a fare 40 vasche in piscina, per esempio, ti rilassa molto. Vedo che anche l'utenza di questa realtà non ha età in pratica, arrivano dai ragazzini alle persone over. E certo, qui è aperto a tutti, questa attività poi non è particolarmente costosa. Qui stiamo parlando di attività che sono di gran lunga più economiche dello sport dello sci, per intenderci, no? Quindi non è che è riservato solo a persone ambiente, è riservato a persone appassionate. Anche il wellness non è particolarmente costoso, quindi anche l'accesso a una piscina vale quanto gli accessi, credo, delle piscine pubbliche. Quindi sono tutte attività alla portata delle persone normali. Bene, Gabriele Rualdi, grazie di esserci. Prego. Alla prossima. Bentrovati cari amici e cari amiche di FVG da scoprire, stavolta siamo su una macchina stellata, la nuova Ferrari Roma, la nuova Dolce Vita. Anche trovarla qua a Modena, la presentazione al pubblico, la prima ufficiale, e chissà, un giorno magari la vedremo anche in Friuli. Il giro per stavolta non lo facciamo, ma godetemi pure queste immagini di interni favolosi, fantastici, una macchina a 620 cavalli, sportiva, confortevole, dinamica, ma molto bella, molto curata nei dettagli, che il conduttore della Ferrari Favaro ha raccontato dicendo che è curata come uno yacht di quelli di lusso. Ma infatti guardate gli interni, guardate il display, molto bello, è raddoppiato anche per chi c'è vicino a noi, guardate che bello. We never tire of being inspired by that perfect detail. Finding moments to remember and stories to tell. In Rome, just as in London, New York, Tokyo, Sydney,
Bene, buonasera, benvenuti. Richard Favero, istruttore e coordinatore dei corsi pilota Ferrari. Adesso entriamo un po' più nei dettagli di questo gioiello di casa Ferrari e giustamente, come si diceva prima, una Formula 1 in abito da sera. Eleganza, performance, comfort. Abbiamo lo sport, abbiamo il comfort, macchina che possiamo utilizzare tutti i giorni, montagna, mare, città, e abbiamo la sportività Ferrari naturalmente. Un coupé di 2+2, abbiamo un 8 cilindri che abbiamo cercato di mettere più indietro possibile per avere un baricentro perfetto al 50% e naturalmente una trazione posteriore. Dopodiché abbiamo un design con delle linee continue molto eleganti, quello lo vedrete molto meglio quando vi farò vedere la macchina, e difatti abbiamo tolto lo scudetto perché la linea non sia interrotta ma sia una linea continua. Stessa cosa con il davanti della macchina, uno squalo molto aggressivo e nello stesso tempo anche lì molto elegante, delle forme molto arrotondate anche sul davanti, e sul posteriore abbiamo questa armoniosa linea che ci ricorda un po' degli anni, diciamo 50-60, della 250 GT o della 250 Russo. Poi se vogliamo fare il paragone con il passato e il futuro, ci ricordiamo anche dell'SP Monza, ok? Dunque sono delle linee eleganti e nello stesso tempo molto sportive quando vogliamo utilizzarla come macchina sportiva. Ecco qui, spoiler autonomo, funziona quando ce n'è bisogno. Sopra i 100 km/h esce lo spoiler, è tutto automatizzato. Perché questo? Perché nel veloce ci aiuta tantissimo, più ho carico aerodinamico nel veloce e più la macchina sta giù. Questo spoiler carica fino a 95 kg e si sentono veramente tanto nel veloce. Quando torno in città, che diventa di nuovo una macchina di lusso, una macchina tra virgolette elegante e normale, lo spoiler torna giù, dunque sparisce completamente. E un più per cosa? Per la sicurezza. Non è un più solo per far vedere che c'è lo spoiler, serve a una certa velocità. Dual cockpit, intimità. Il pilota quando guida deve essere concentrato nella guida. Dunque è un sistema che abbiamo adottato già nella GT4 Lusso, che ha funzionato, che è piaciuto. Qui l'abbiamo accentuato ancora più per avere la privacy sia del pilota che dell'accompagnatore. Dunque, ricordatevi che una macchina si guida quando si è concentrati, si guida bene quando si fa solo quello, e difatti è tutto portato a disposizione del pilota, che con un colpo d'occhio o con un piccolo touch, che dopo andremo a vedere, avete a disposizione tutte le informazioni che voi volete. Performance. Penso che la performance, come dicevo prima, la Formula 1 è una macchina sportiva. Qui abbiamo 620 cavalli con il nostro 8 cilindri turbo, abbiamo un nuovo cambio, 8 rapporti doppia frizione che ci torniamo dietro. È la prima volta che abbiamo un manettino con 5 posizioni, massima sicurezza, massima sportività. Telaio completamente fatto nuovo del 70% e abbiamo un rapporto peso-cavalli di 2,37. Stiamo parlando veramente di supercar sportive, non stiamo parlando di una macchina sportiva. Stiamo veramente avendo dei parametri nell'eccellenza della sportività, considerando che sono 2,37 kg a cavallo. Motore non ha quasi più bisogno di presentazione, è stato negli ultimi 20 anni l'8 cilindri migliore degli ultimi 20 anni e negli ultimi 4 anni
ok? È stato eletto il miglior motore del mondo, ok? Dunque penso che non ci sia bisogno di presentazione di questo motore di 620 cavalli. Per abbinare questa eccellenza cosa abbiamo dovuto mettere? Abbiamo dovuto mettere un cambio di eccellenza, un cambio di 8 marce con doppia frizione. Doppia frizione perché? Perché la marcia ce l'ho sempre pronta, ok? L'ottava marcia, vedrete che l'ottava marcia è veramente una marcia di riposo, ok? Io l'altra volta sono partito, l'ho guidata tanto questa macchina qui, con questo cambio qui abbiamo due possibilità e questo possiamo regolarlo con cosa? Col manettino. Posso avere un cambio super soft e super dolce se vado in wet, se vado in comfort, e posso avere un cambio molto più sportivo se metto in posizione race, sia in velocità che in potenza. Qui abbiamo qualche dato, impressionante anche questo dato qui. Allora, vuoto 90 gradi, naturalmente un motore di 3.855 cm3, 620 cavalli a 7.500 giri, 320 km/h e più. Cosa impressionante è questo, poche macchine sportive al mondo hanno queste prestazioni qui, da 0 a 100 3.4 e da 0 a 200 9.3. Andare forte va bene, però poi dobbiamo fermarci. E qui cosa succede oggi? Che i freni carbonceramici sulle Ferrari sono tutti di serie. Perché questo? Conta andare forte, però bisogna anche fermarsi. Difatti col peso che abbiamo guadagnato su questa macchina, avendo un telaio completamente nuovo e i freni carbonceramici, abbiamo guadagnato non solo qui, ma abbiamo anche guadagnato tanti metri di arresto. 2-3 metri così non sono tanti, ma per strada 2-3 metri sono tanti. Okay? Evitare qualcosa, 2-3 metri sono veramente tanti. Dunque, oggi come oggi, il freno carbonceramica mi dà più sicurezza e più continuità nella mia frenata. Dunque sempre costante, ed è a livello sicurezza una delle cose più importanti.